Buon pomeriggio amici ed amiche di Sportissimo Channel, eccoci qua. La diretta non sta per cominciare ma è appena iniziata con tennis e padel in diretta dagli internazionali di Roma, direttamente dal Foro Italico. Massimiliano, a te la linea. Eccoci qua, d'altronde bisogna aggiornarsi e essere sempre sul pezzo. Ecatombe degli italiani all'Internazionale d'Italia, purtroppo l'ultimo caduto è proprio Arnaldi, che ha perso da pochissimo contro Jarry in 2 set. Peccato, perché stava facendo molto bene nel secondo set, ma Jarry poi, naturalmente il cileno, è riuscito a portare a casa la partita. Ci rimane soltanto adesso Darderi e Napolitano, che dovranno ancora giocare, gli unici 2 italiani rimasti nel tabellone. Per il resto è ecatombe totale sia nel maschile che femminile. Molto bene i maschi nel primo turno dell'Internazionale d'Italia, però purtroppo nel secondo c'è stata, diciamo, la debacle. Dopo le rinunce di Sinner e Berrettini, che non si è ripreso dalla tonsillite, pensate, prima erano gli infortuni, adesso è la tonsillite, quindi si dava la colpa alla consueta ex consorte, si fa per dire, insomma la Satta, che però in realtà poche colpe aveva. La vera colpa è purtroppo anche un po' di sfortuna, no? Che ha avuto Berrettini. Chissà che lo vedremo in forma proprio per il torneo sull'erba, anche perché sulla terra rossa la vedo un po' difficile, visto che adesso ci sarà solo Parigi prossimamente. Che dire, un torneo dove ha visto comunque il passaggio del turno di Nadal, adesso lo stiamo vedendo in campo che sta giocando contro Urkacz. Djokovic ieri ha vinto e ha preso anche una bella borraccia in testa, insomma ne abbiamo viste di tutte, di cotte e di crude. Un bel torneo, però insomma manca qualcosa di, diciamo, di più, ecco, manca quel quid in più dato da magari Sinner, che ci poteva essere, o lo stesso Alcaraz, insomma, no? Adesso chissà, magari potremmo vedere, adesso non ho visto bene il tabellone, ma potremmo vedere rivedere una finale tutta vecchietta, chi lo sa, sarebbe un sogno per l'Internazionale d'Italia rivedere Djokovic e Nadal magari proprio nella finale di Roma. E questo è quanto, un torneo insomma che comunque è pieno di affluenza, come vedete pieno, stracolmo, c'è tantissima gente che ci sta andando, biglietti ultra venduti, il pubblico comunque è sempre entusiasta, c'è poco da fare, e questo è un grande successo, no? per il BNL italiano. E niente, questo è quanto più o meno quello che sta succedendo all'Internazionale d'Italia. Come ho detto, le femmine purtroppo ci hanno lasciate proprio a Paolini ieri sera alle ore 20:30, ha perso al terzo set, poi me, e non è riuscito a portare a casa il primo turno. Ecco, io volevo segnalare anche la sfida di questa sera tra Luca Nardi e Rune, quindi interessante anche da questo punto di vista, un altro italiano, e anche Francesco Passaro domani impegnato contro il portoghese Borges. Tra l'altro, Max, volevo sentire la tua opinione sul caso Giorgi, perché questa settimana è venuta fuori questa notizia che Camila Giorgi si è iscritta all'elenco delle giocatrici ritirate, addirittura si parla di un problema col fisco e sta di fatto che nessuno del suo entourage risponde al telefono e si è creato una sorta di caso mediatico, anche perché dopo la sconfitta dal torneo di Miami, da lì in poi Camila non ha postato sui social, quindi attualmente irreperibile, e nessuno si aspettava ovviamente che la 32enne si ritirasse. Ma guarda, io ti dico una roba semplice, la Giorgi è una campionessa incompiuta alla fine, cioè se ci pensi ha vinto solo 4 titoli, non è che ne ha vinti tanti.
avuto una famiglia un po' ingombrante perché il padre gli è stato sempre dietro e quindi, sai, che ti posso dire? Strano comunque il fatto che non rispondano, strano il fatto che non dicano niente, che non ci sia stata una conferenza stampa, un qualcosa che abbia, diciamo, anticipato questo ritiro. Che ti posso dire? Io sinceramente non faccio illazioni, sai, ai giornalisti piace scrivere problemi col fisco e quant'altro, io sinceramente non lo so. Ti posso solo dire che mi dispiace onestamente che si sia ritirata. Avrei sperato di vederla ancora qualche annetto perché è sempre un bel vedere, tra virgolette. Però d'altronde se tu non te la senti più, non credi di avere o pensi di aver dato già tutto, se voi pensate che la Giorgi comunque è andata a scuola da bollettieri e si parla dei tempi di Andrea Agassi, quando Agassi anche lui era sotto bollettieri, insomma è di quella scuola lì, erano i primi bombardieri, quelli che tiravano le prime bombe, velocità massima di palla e velocità di braccio, insomma ci sono tante cose da dire, ecco. Quindi è un dispiacere, però d'altronde credetemi, sono tanti anni che sta nel circuito, è arrivata al numero 26 del mondo al massimo, ha vinto un Master 1000 proprio recentemente negli ultimi anni a Montreal. Che ti posso dire? Dispiace, però insomma forse per lei è arrivata il momento di fare un'altra carriera, quella della modella, quella della social, non lo so, qualcosa farà. Mi auguro che non abbia problemi col fisco, ecco. Ecco, quando hai detto dispiace ho pensato a Simone Inzaghi, ma al di là della battuta volevo ringraziare Giulio Baldiana che mi fa i complimenti, appena arriva Libano ovviamente ti faccio il bonifico, grazie Giulio, e vi segnalo anche delle ottime partite quest'oggi perché abbiamo anche Medvedev in campo contro Draper, il britannico, quindi Draper contro il russo Medvedev. Abbiamo appena detto che stanno giocando Nadal e Hurkacz, partita già iniziata con un game piuttosto lungo. C'è anche in campo Tommy Paul contro il russo Karatsev e poi segnalo anche il derby francese tra Fils e Müller. Più avanti anche un interessante Auger-Aliassime, il canadese, reduce dalla finale di domenica persa contro Rublev, che affronterà l'olandese Van de Zandschulp. Poi si prosegue con Tsitsipas, il greco contro Struffi, il tedesco, e poi domani avremo anche il derby statunitense tra Fritz e Corda. E poi l'avversario di Djokovic, che tu hai citato poc'anzi, sarà il cileno Tabilo. Ecco, questo per quanto riguarda un po' gli incontri interessanti. Segnalo tra le donne anche il passaggio agli ottavi della numero 1 del mondo, WTA, Iga Swiatek. Ecco, questo doveva essere detto. E poi la notizia curiosa è che ieri nel match di Djokovic il suo avversario ha fatto squillare il telefonino. Gli è arrivata una chiamata durante la partita, non so se l'avevi letta. Questa è una notizia piuttosto curiosa, devo dire che mi ha un po' fatto sorridere, ecco, perché nessuno si aspetta una cosa del genere. Moutet, il francese, in questo caso riceve una chiamata durante un match giusto contro il numero 1 del mondo. Ecco, ci auguriamo ovviamente che Sinner, che nel frattempo è al J-Medical, quindi al centro medico della Juventus, per curarsi con i problemini all'anca, speriamo che possa tornare quanto prima, ovviamente in forma per gli Australian Open. Ultimo messaggio di Giulio che si sta scatenando: vi aspetto alla festa degli Originals. E ovviamente, caro Giulio, ne parleremo tra pochissimo alle 13:45 su Calcio a 5 Show. Dobbiamo anche parlare di padel, caro Max, perché entra nel vivo la 18ª giornata. È partita ieri sera del campionato di padel di Pordenone, 17ª andata in archivio. Ricordiamo, sono 12 squadre, per cui 22 giornate, 11 di andata, 11 di ritorno, e poi il 1° giugno ci sarà un evento che abbiamo di cui abbiamo parlato proprio sabato scorso grazie agli organizzatori, Flavio e ovviamente Marco, che insieme agli altri ospiti ci hanno un po' parlato di questo evento. Se voi commentiamo quello che sta succedendo in testa alla classifica con dei risultati che
al momento vedono una lotta per il primato, e tra l'altro speriamo di avere anche degli ospiti per poterne parlare. Certo è che questo campionato il primo campionato che si gioca presso la bellissima struttura del Padel Sports Center di Pordenone, nella zona della Comina, ecco, al confine tra Pordenone e San Quirino. Sta, devo dire, entrando nel vivo, quindi se vuoi commentare un po' i risultati e poi diciamo qualcosa anche del torneo che si svolgerà il 1° giugno, con la possibilità di provare di avvicinarsi a questo bellissimo sport. Vai Max per un commento di risultati e classifiche, e fra poco avremo anche gli ospiti. Posso dire che c'è una grandissima lotta, no? Come hai detto tu, tra Giva e SRL e Pachito Malanno, che sono tutte e due a 40, una a 43, la Giva SRL che è in testa, è a 45, scusa, e invece Pachito Malanno è a 43. Se la stanno veramente giocando testa a testa. Che ti posso dire? Siamo arrivati alla 18ª giornata, quindi vuol dire che Pachito Malanno può ancora recuperare, risicare qualche punto, perché ha una partita in meno naturalmente, quindi si potrà vedere lì chi sarà poi eventualmente a essere in testa, se Giva prende questi 2 punti di vantaggio oppure se Pachito Malanno si porterà alla pari. Che ti posso dire? Sì, ci sono poi le finali, come hai detto tu, ci sono tante cose, tanta carne al fuoco. Devo dire che questo è un torneo meraviglioso del padel, e quindi credo che sia un'iniziativa fantastica, con un sacco di gente che si è iscritta, con tanta, addirittura ci sono delle regole interessanti, no? Che magari se uno arriva a un certo livello può passare subito gratuitamente all'iscrizione, cioè ci sono delle cose che sono molto molto interessanti. Abbiamo un ospite che è pronto ad entrare e parlarci proprio di questo. Io se vuoi appunto lo coinvolgerei subito. Ti volevo giusto citare che in questa diciamo bellissima sfida che si avrà nel torneo del 1° giugno, le finali inizieranno alle 9. Le 6 squadre che escono alle prime partite sono iscritte automaticamente, gratuitamente, al torneo intermedio, che si svolge parallelamente a quello, chiamiamolo diciamo più competitivo, ecco, mettiamola così. Il torneo ovviamente a coppie, quindi possono i ragazzi iscrivere più squadre, e si spera nel bel tempo, ovviamente, perché si potranno gustare le partite nei 4 campi interni e poi anche nei campi esterni, e di conseguenza è stato anche menzionato nella pagina Facebook del campionato che c'è un montepremi di 800 euro. Ma adesso, collegato con noi, eccolo qua, Dennis Guerra del Giva SRL, che sta lottando per il primato. Dennis, come sta andando in questo? Intanto ti consigliamo di abilitare il microfono, se no non ti sentono. Ecco, come sta andando questo vostro questa vostra rincorsa al primato della Giva SRL? Intanto, Sportissimo Channel numero 1, vi ringrazio perché state dando spazio in maniera molto intelligente a questa nuova avventura organizzata dai ragazzi di San Lorenzo. Ma per quanto ci riguarda, noi siamo assolutamente partiti con il gusto di fare qualcosa che ci portasse fuori dalla routine delle partite tra amici, perché l'estrazione di un po' tutti noi, anzi di tutti noi dei Giva, è quella calcistica, quindi sapete meglio di me che dopo un po' ci vuole la partitella anche in allenamento, e il risultato comunque aiuta nel terzo tempo. E noi la stiamo vivendo serenamente, diciamo, voglio dire, è comunque un momento di crescita personale per tutti, oltre che per noi, perché incontriamo gente nuova con cui non abbiamo mai giocato a questo bellissimo sport che è il padel. Sport, qualcuno adesso lo chiama gioco, non si sa se sport o gioco, per me è divertentissimo. Comunque stiamo affrontando questo campionato con lo spirito assoluto di interfacciarsi con nuove realtà, nuove figure, nuovi palcoscenici, per imparare sempre di più questo tipo di attività. Ecco, nel frattempo c'è un messaggio per te.
Approva il cane, sì. devo dire. Sky, che è il mio cocker, è sul pezzo, perché col nome che ha, lo sport lo macina tutti i giorni, voglio dire, in maniera importante. Ecco, ci sono 2 messaggi che ho fatto vedere, uno è ancora per te, ovviamente da parte di Daniel, ecco, quindi vorrei che tu lo commentassi da solo perché ovviamente è venuto in diretta last minute Dennis, proprio insomma per raccontarci, quindi caro Daniel, a volte bisogna venire anche spettinati, io e Max lo facciamo tranquillamente ogni sabato. La mia pettinatura, caro Daniel, è questa, cioè credo che dalla prima comunione io non abbia mai usato un pettine, adesso i capelli sono un po' più lunghi, però diciamo che questa è la vena che abbiamo noi di Giva, insomma, un po' artistica, un po' argentina se vogliamo, ecco. Quindi ci io non ho di questi problemi. Eccolo, Max. Non ho di questi problemi, magari li avessi, purtroppo non ce l'ho. E quindi, insomma, però devo dire che hai parlato molto bene del padel, insomma, di questo torneo che state facendo. È comunque motivo di aggregazione, cioè si conoscono persone nuove, insomma, si conoscono anche realtà nuove, perché poi alla fine si coinvolge più, no? Mi pare di aver capito che si dovrebbero coinvolgere più centri padel. E questa è la cosa secondo me più interessante, che non si stia solo nello stesso posto, ma che insomma si possa anche poi in futuro, dico, non lo so, adesso tu ce lo dirai bene come funziona questo circuito, però credo che sia una cosa interessante, e questo, ricordiamolo, è al di fuori della FITP, è un torneo organizzato in maniera autonoma, diciamo, no? Privatamente, ecco, giusto? Purtroppo, Max, io per fortuna, credo, per sfortuna, non lo so, non conosco le dinamiche della federazione tennis padel. Per me il campionato è sicuramente un'opportunità di aggregazione, è un'opportunità per tutto quello che nascerà all'interno e intorno al padel nei prossimi anni. Diciamo che ritengo che San Lorenzo e tutti coloro che partecipano a questo campionato siano in assoluto dei pionieri, perché vedo un futuro roseo da questo punto di vista per questo tipo di attività. Se poi ci sono altri centri che apriranno, qualcuno che ha appena commentato potrebbe raccontarci un giorno, chissà quando, qualcosa, ben venga. Sapete meglio di me che gli stadi danno emozioni diverse, e quindi anche i centri padel potranno dare emozioni diverse per chi gioca, perché non nascondiamocelo, personalmente io mi emoziono, ma credo che tutti quanti si emozionano a fare sport anche a 51 anni con tutte le fatiche del caso, quindi ben vengano nuovi palcoscenici, e magari qualcuno che ci guarda fa anche piacere, insomma, no? Io colgo l'occasione, forse mi sono dimenticato, Max, di dirti, e anche a te mi viene in mente Peugeot, non so perché. Enrico. Volevo ringraziare innanzitutto Giva SRL, che è un'azienda con sede a Roma, che è un'attività operativa qui da San Decimo, che ha creduto, crede in noi, e il padel l'ha portato avanti da subito investendo su San Lorenzo. Vorrei ringraziare gli altri sponsor che comunque permettono a Giva di svolgere il campionato in maniera serena, che posso elencarli o devo pagare una marchetta alla fine? No, mancherebbe altro. No, puoi farlo. Raniero Impianti Elettrici di Azzano Decimo, Termoidraulica Rui Ugo di Sacile, poi abbiamo praticamente il Boccon Divino che ci dà una grande mano, e venerdì prossimo saremo a cena dopo la partita noi della squadra, magari con le famiglie, per appunto aggiungere anche la parte conviviale della nostra attività. E lo dico per ultimo, ma attenzione che noi in alto a sinistra abbiamo una scritta che si chiama Dica Padel. Io qui non voglio andare avanti, cercatelo nei social, seguite questo nome, e secondo me ne vedremo delle belle. Che ne dite voi, che comunque in qualche modo, e qui mi fermo. Aspettiamo notizie da questo punto di vista. Aspettiamo i pettinati a questo punto, giusto? Esatto, bravo. Bevo un po' d'acqua. Vai, tranquillo. Allora, infatti, ho detto un'imprecisione prima perché ovviamente parlavo di rincorsa al primo posto. In realtà
visto l'anticipo, la vittoria di Giva per 2-0 contro PN Circo. Attualmente Giva è passata in testa alla classifica con 45 punti, frutto di 14 vittorie e 4 sconfitte, con 31 set vinti e 8 persi, quindi al momento hanno 2 punti di vantaggio su Pachito Malanno, che ferma a 43, ma deve giocare ancora, quindi prossimamente avrà la sfida contro i Colchoneros. Ecco, secondo te, vedendo che i Colchoneros sono circa a metà classifica, Dennis, si prevede un controsorpasso, secondo te? Oddio, questa è una previsione che io ho visto partite in questo campionato che erano state condotte per 4-0 dopo aver vinto il primo set e sono state perse al tie break al terzo set, quindi non ti dico niente. Ho visto sicuramente, guardando i numeri, i ragazzi di Pachito hanno i numeri dalla loro, però non è detto perché basta una minima disattenzione. Per me il livello comunque, ragazzi, sta crescendo anche di partita in partita, perché involontariamente scontrandoci con altra gente, li guardi, impari a giocare, arrivi a casa e dici dove ho sbagliato, cioè non è... si cresce, si sta crescendo, siamo proprio in una situazione di partenza, un po' tutti, a parte qualcuno che ha delle attitudini magari particolari o delle condizioni fisiche particolari che aiutano anche queste. Tutti gli altri, insomma, sono qui che stanno crescendo, quindi ho già visto la differenza tra la prima parte del campionato e questa. Il controsorpasso dai numeri, ragazzi, è facilmente intuibile, però non la metterei, non metterei un soldino solo da una parte, ecco, mai. È ovvio che poi è anche un po' di scaramanzia per Giva, no? Quindi se dovesse essere ci sta. favorevole, tutto bene. Allora, noi adesso purtroppo dobbiamo chiudere, staremo qua con te a parlare di padel per un'ora, ma purtroppo abbiamo l'appuntamento col Calcio 5 che incombe. Grazie Dennis, e a presto quando vorrai per parlare di tennis e padel, molto volentieri. Quando volete voi, siete dei grandi e complimenti per l'attività che fate, perché so quanto lavoro c'è dietro e vi ammiro. E vi ringrazio ancora per l'opportunità che mi avete dato con il San Lorenzo in prima battuta un po' di tempo fa. Grazie. Bene, grazie a te. Grazie. Ciao. Grazie Dennis, un saluto a tutti e seguiteci fra pochissimo per Calcio 5 Show. Tennis e Padel torna sabato prossimo, come al solito, verso le 13:20, 13:30. Grazie a tutti, buon sabato, buon fine settimana. Grazie.